Io sono sostanzialmente un allievo di Max e sto dando una mano, diciamo, per questo restauro. E, diciamo che seguo un po' le sue indicazioni. In realtà io è da 2 anni che, forse anche di più, che diciamo sto seguendo Max perché ero appassionato di scultura e ho avuto la fortuna, diciamo, qui a Cison di trovare una persona che faceva proprio lo scultore e quindi così, diciamo. Diciamo che quando per la prima volta sono andato nel suo studio che mi ha mostrato, diciamo, questo librone, sono rimasto un po' impressionato. Poi mi ha mostrato anche questa copertina che era come bruciata, no? E poi mi ha raccontato la storia di cosa è successo quando c'è stata l'inaugurazione. E quindi è come se, cioè, non è solo un oggetto, praticamente lui tirando fuori questo oggetto mi ha raccontato una storia. Quindi, non so, il fatto di aprirlo e vedere queste robe qua e sapere che comunque risalgono ai primi anni in cui questa mostra, che adesso più o meno Cisone è famoso moltissimo per questa mostra qui, e sapere che questo praticamente era le origini, così fa un certo effetto di vederlo.